Siamo partiti subito al lavoro grazie agli uffici, grazie a tutti i consiglieri neoeletti per prepararci al primo consiglio e per organizzare immediatamente il programma. Abbiamo tante cose da fare, l'amministrazione precedente ha lavorato molto bene, siamo pronti subito a ripartire col piede giusto con Simone Venturini sindaco e con tutta la squadra di consiglieri. Forte del suo 63% di preferenze, Alex Bazzaro, neopresidente della municipalità di Favaro Veneto, si è già messo al lavoro. Lo abbiamo detto, lo abbiamo promesso e lo manterremo. Il primo punto focale per il nostro programma è quello di ridare alla municipalità di Favaro un impianto natatorio pubblico. La nuova piscina di Favaro è nel programma e sarà al centro dei nostri lavori. E poi ovviamente il rispetto degli abitati di Tessera ed Ese con la straordinaria opera del Bosco dello Sport, che però richiede grande attenzione per il traffico e la qualità della vita dei nostri concittadini. Bazzaro, 39 anni, nato e cresciuto a Favaro, è a totale disposizione della cittadinanza per agire sulle problematiche da affrontare. La municipalità ha un ruolo fondamentale, sono il primo punto d'ascolto per i cittadini, sono il luogo dove i nostri concittadini si recano quando hanno un problema e quindi il nostro compito è quello di ascoltare, essere l'orecchio del territorio e poi riportare in Consiglio Comunale, al assessore e al sindaco le istanze della nostra municipalità, ed è quello che faremo ogni giorno per i prossimi 5 anni. E mentre a Favaro la macchina si è già messa in moto, cresce l'attesa per conoscere quali saranno le decisioni che prenderà il sindaco Venturini per creare la sua nuova giunta. La massima fiducia in Simone Venturini come sindaco, ha avuto un risultato straordinario, una vittoria che ha fatto a mio avviso la storia di questa città, e quindi sono sicuro che il centrodestra, che da 11 anni ben governa Venezia, continuerà con una squadra, come ha detto il sindaco, fatta di competenze e consenso territoriale. Su questo abbiamo la massima fiducia in lui e sapremo di avere donne e uomini estremamente competenti pronti a lavorare insieme dal giorno 1.